Bene, eccoci insieme anche oggi. In questa trasmissione cerchiamo di presentare le eccellenze del territorio. Talvolta insieme alla caratteristica di eccellenza ci sono anche belle storie. Mi pare che quella di oggi ricada in questa caratteristica. Con noi c'è Simone Pellizzari, che è il titolare della Techno Project di Riese Pio X, provincia di Treviso. Oggi è a Riese Pio X perché si è trasferita 3 mesi fa, ampliando quindi la propria struttura produttiva. Il paese di nascita, la località di nascita è Loria, sempre nel Trevigiano. Leggo dalle note. L'azienda nasce nel 2001 appunto a Loria come supporto tecnico per le aziende che necessitano di complesse lavorazioni. Technoproject ad oggi è diventata leader nella customizzazione, poi da cui partiremo, di spazi commerciali, residenze, store di fascia luxury, importanti location pubbliche. Intanto vediamo qualche immagine. Fra l'altro non facili da avere, poi vi spiegheremo anche il perché. Dal 2013 la crescita del fatturato è costante del 20% annuo, chapeau, e stima di chiudere l'anno in corso a 10 milioni di euro di fatturato. Allora, partiamo da alcune immagini che abbiamo visto. Ho detto non è stato facile neanche averle, perché una delle caratteristiche per la fascia toccata in particolare da Technoproject, che è quella del luxury, dell'alta gamma, è sicuramente la riservatezza. Sì. Quindi allora, partiamo da qua. Chi sono i vostri clienti? Come tipologia Sì, come tipologia commerciale abbiamo l'automotive, principalmente grandi marchi di prestigio dell'automotive, italiani e anche esteri. Cioè adesso si chiama automotive, le marche automobilistiche. Marche automobilistiche, ecco, non serve che poi si può capire chi sono. Anche citarle, intanto voglio dire. Sì, un paio, Bugatti e Ferrari, con cui collaboriamo da anni. E fate gli interni? Facciamo gli interni dei loro negozi o dei loro dealer, concessionari praticamente. Oltre ad case di moda e privati che ci chiedono una certa riservatezza, ovviamente sempre fascia luxury e alta gamma. Ecco, sicuramente un po' di gossip però sull'etica, cioè il cliente privato di alta gamma è anche italiano? Principalmente estero. Ultimamente lavoriamo molto in Arabia Saudita, per dei clienti sauditi e arabi che però hanno proprietà all'estero, quindi lavoriamo sia nel loro territorio, in Arabia Saudita, dove sappiamo tutti che è un po' difficile muoversi, ma anche a Londra, a Parigi, a New York, dove queste persone facoltose hanno diverse proprietà e cercano anche un arredamento tailor, cioè disegnato, curato e gestito. Di solito hanno architetti anche importanti e famosi con cui collaboriamo per dare il chiavi in mano. Nella sua carriera, per quanto giovane, qual è stato il cliente che più l'ha sorpreso dal punto di vista della professione, intendo dire? Per noi umili mortali i ricconi sono i calciatori, gli artisti, i capitani d'impresa, i finanzieri. Magari lei, può essere stato chiamato a mettere a posto, per dire, in Inghilterra la casa megagalattica dico a caso, un infermiere. No, non mi Ho detto francamente una sciocchezza, ma magari non pensavo che... No, non mi sono capitate, cioè di solito sono industriali o, quelli, sono. Sì, o persone che di famiglia sono già abbienti o hanno veramente capitali ingenti. Parliamo del mondo arabo. Di particolare posso dirle che ci sono stati dei clienti di altissimo livello che hanno curato e hanno speso molto tempo per la cura del dettaglio, la verifica di dettagli o altro dei loro arredamenti, persone che magari devono prendere decisioni in ambito internazionale e spendono del tempo per curare, certo. per curare certi dettagli. Se lo possono permettere. Se lo possono permettere, magari ti danno la possibilità a mezzanotte di trovarci, perché la loro vita è molto intensa. Diciamo che quello che noi facciamo è questo tipo di riservatezza, cioè abbiamo il nostro personale che è dedicato alla persona, conosce anche il cliente di persona e il cliente cerca di avere questo rapporto di
di fiducia, cioè che vuol dire la non curiosità della vita del cliente e quant'altro. Diciamo che principalmente però in questi anni ci stiamo muovendo molto nel ramo retail, dove siamo cresciuti e dove è il nostro filo di lavoro, cioè noi siamo conosciuti più che altro nell'ambito dei negozi e quant'altro. È questo che poi ci spinge a conoscere architetti di un ambito internazionale che però hanno altri clienti privati e quant'altro, e loro avendo fiducia su di noi come professionisti ci consigliano ad altri clienti. Ecco, la nostra azienda... Ecco, per capire un attimo, per concludere anche questo capitolo dedicato ai privati, ma per capire come va il mondo, docenti universitari, ve ne sono capitati? No. Beh, quelli non sono ricchi in nessuna parte del mondo. Non ce ne sono arrivati. E primari ospedalieri? Nemmeno, diciamo che la cultura o la professionalità su questi livelli... Era quello che volevo arrivare a capire. Non ce ne sono arrivati. Ecco. Torniamo al termine customizzazione. In italiano come potremmo tradurlo? Questo neologismo. Su misura, cioè vuol dire arredamento su misura. Sì, è un po' come si può dire... ti dà dei paletti molto corti dire l'arredamento su misura. Diciamo che da un disegno a uno schizzo andiamo a realizzare, a cercare di trovare i materiali che abbiano le tecnologie adatte per realizzare quel prodotto, e andiamo anche poi a verificare che queste tecnologie siano adatte all'uso, allo scopo dell'arredo, cioè se devo fare un piano di un tavolo devo valutare che questo sia resistente oltre che bello, e questo è un punto di scontro molte volte con l'architetto che cerca il bello, e noi dobbiamo dare sia il bello ma anche il funzionale, e a volte sì, perché dobbiamo tutelare, oltre che il professionista, dobbiamo tutelare anche il cliente finale che alla fine è quello che ci paga, che paga il nostro servizio. A proposito di pagare, è vero che queste persone oppure questi grandi marchi non badano a spese? No, non è vero, soprattutto negli ultimi anni i loro investimenti sono frutto di pianificazioni, sono frutti di budget e si modifica molte volte il progetto per andare a rientrare nel budget. Ovviamente questi budget adesso sono spostati negli ultimi anni, l'e-commerce si sta sentendo, noi ci stiamo spostando come anche realizzazione. Come si riesce a mettere insieme e-commerce, voglio dire, che è la compravendita insomma, su internet, con la customizzazione a questo punto? Allora diciamo che nel livello alto, luxury, l'e-commerce sì, ha fatto sentire la loro, come si può dire... È difficile pensare che uno si compri il vestito su misura via internet. No, diciamo su grandi marchi, diciamo sulla pelletteria, su altro, ovviamente il sarto, no, quella cosa... No, insomma voi dicete, voglio dire, dei sarti dell'arredamento... Sì, ma più che altro mi stavo riferendo ai miei clienti che hanno sì una parte di vendita anche tramite l'e-commerce, quindi l'investimento che fa un cliente di spendere 1 milione, 500.000 euro in una boutique a Parigi o in giro per il mondo, sì, c'è ancora, ma localizzata solo nelle grandi città, perché ovviamente se io devo vendere un prodotto di lusso devo dare anche l'ambiente che sia consono al tipo di prodotto che io vado a vendere. Ecco. A proposito di consono, lei prima mi diceva fuori onda che oltre alla capacità produttiva degli artigiani veneti con cui voi lavorate, è anche una questione di stile. Sì. C'è anche uno stile italiano, uno stile veneto nel sapersi volgere. Diciamo che c'è un stile veneto. C'è un stile veneto molto rimarcato, a volte ricercato dai nostri clienti, che vuol dire, per me il Veneto vuol dire quelle persone che accettano le sfide, sono capaci di portarle a termine, non si fermano di fronte ai primi problemi, dritti verso l'obiettivo. Dritti verso l'obiettivo, anche se le devo dire che negli ultimi anni le risorse principali sono andiamo alla ricerca di risorse dal capello grigio. Il Veneto che ha superato i 50 anni, che ha una scuola ancora di sacrificio. Questo è molto importante, perché sono categorie sempre molto a rischio nel mondo del lavoro, voi le state cercando. Sì, perché cerchiamo di avere quell'esperienza. Difatti negli ultimi 2 anni ho assunto
5-6 persone oltre i 50 anni. Le sto ricercando perché le esperienze che hanno fatto queste persone durante il loro percorso lavorativo, ma soprattutto la voglia di affrontare il lavoro è differente, cioè è gente che si cerca di rimettersi in gioco, ma anche che ha passione. La differenza la deve fare la passione nel lavoro, non solo l'aspetto economico. Cioè io devo cercare persone come le ho, e ne ho tante di brave all'interno del mio organico, che hanno passione di quello che fanno. Ecco, voi siete un'azienda di una quarantina di dipendenti, Tecnoproject. A me piace pensarlo come un hub dell'aeroporto, vale a dire un luogo cui fanno riferimento poi una rete di 1 migliaio di artigiani di qualità del Veneto, suppongo. Ecco, noi abbiamo detto prima che la vostra azienda sta crescendo del 20% all'anno. Questa ricchezza viene anche condivisa con i dipendenti? Sì, cioè ovviamente come tutti... Scusi la domanda antipatica, ma per capire... Sì, non è per niente... È un bel normotipo dell'imprenditore veneto. Non è per niente, come si può dire, una domanda antipatica, anzi i miei dipendenti per l'azienda, parlo sempre di azienda perché l'azienda è un gruppo in cui io vivo e vivono anche i miei dipendenti, in cui passiamo molte ore della giornata, sono un investimento. Molte persone sono nate all'interno dell'azienda e hanno fatto tutto il percorso formativo all'interno dell'azienda, quindi l'azienda ha investito molto su di loro, sono un bene anche dell'azienda e deve essere mantenuto. Cioè, a volte parlo con i ragazzi e dico: ragazzi, se la mattina venite a lavorare e non avete voglia di venire a lavorare, siete stanchi, parliamone, vuol dire che forse è il momento di cambiare. All'interno dell'azienda ci deve essere la passione e la voglia di lavorare. Ovviamente a fine anno si cerca di poter, come si può dire, dare anche un riscontro ai dipendenti quelli che hanno dato e saputo offrire all'azienda un servizio e la propria disponibilità, ma anche che hanno dato passione su quello che facevano. È ridondante questa cosa della passione per me, perché è quella cosa che ti spinge a fare qualcosa in più verso i clienti, verso i dipendenti e quant'altro. Le persone stanche che arrivano al mattina al lavoro non rendono, ma non è neanche per loro, è un sacrificio loro ed è un sacrificio per me vedere persone tristi che vengono a lavorare, non fa gruppo. Grazie, lo dicevo, è una storia di eccellenza imprenditoriale, ma anche una bella storia, quella di Tecnoproject, azienda leader nella customizzazione, di cui abbiamo ospitato il titolare, che è Simone Pellizzari. Complimenti, buon lavoro. Grazie. In bocca al lupo si dice, no? In bocca al lupo, ormai crepi, viva, insomma, l'importante è andare avanti. Grazie, a voi, alla prossima.